Un piano di rilancio composto da 5 punti urgenti per la ripresa del comparto edilizio nella regione. Confartigianato Edilizia Sardegna non vuole perdere tempo durante l'emergenza coronavirus e calcola le misure necessarie perché venga data una spinta regionale e nazionale a un comparto che in Sardegna mette insieme oltre 22.000 imprese, di cui 13.000 artigiane e più di 40.000 addetti, per un giro d'affari di 1 miliardo e 657 milioni. A causa del blocco dovuto all'emergenza sanitaria, al momento sono però oltre 22.000 le imprese che, in quanto attività produttive non essenziali, hanno dovuto sospendere le attività, 13.000 delle quali artigiane, che hanno lasciato a casa poco più di 40.000 addetti. Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna, dichiara che per rilanciare il comparto è necessario in primis un sostegno regionale da 350 milioni di euro per un maxi piano di riqualificazione delle strutture turistico-ricettive per gli immobili privati, intervento utile per generare almeno 1 miliardo di giro d'affari e spingere il rilancio del comparto per almeno 5 anni. A questa misura ne andrebbero aggiunte altre 4, a partire dalla detrazione IRPEF al 100% per almeno 2 anni su ristrutturazioni e risparmio energetico, che genererebbe altri 500 milioni di investimenti. Poi sostegno ai cittadini, investimenti pubblici e taglio di burocrazia e tasse. Una ricetta che permetterebbe agli imprenditori edili di battere la paura e il virus, favorendo una ripartenza che dovrà comunque essere prima di tutto condizionata da tutte le misure di protezione della salute dei dipendenti. Una proposta, quella di Confartigianato Edilizia Sardegna, che nei prossimi giorni verrà sottoposta al presidente della regione Cristian Solinas e alla giunta regionale sarda per chiedere loro di farsi portavoce delle richieste di un settore che, come dichiara il presidente Meloni, ha la voglia e le carte in regola per poter ripartire.